Io ho cercato di svolgere il tema degli spunti dalla pianificazione regionale del Friuli Venezia Giulia fino al caso specifico delle aree umide costiere del Monfalconese, che è un tema che abbiamo sviluppato come associazione, no? Questo è, ho cercato di portare questa sera una riflessione su come siamo arrivati a lavorare su queste aree umide costiere dell'area del Monfalconese. Allora, intanto faccio una precisazione. La precisazione che volevo fare questa sera era il fatto che, cioè sul ruolo delle province. Volevo iniziare con questo tema qua. Il 4 luglio del 2005 ero stata invitata proprio nella sala della provincia di Udine a presentare il libro della storia della pianificazione territoriale della regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito appunto del convegno sull'evoluzione della pianificazione territoriale organizzato dall'Unione delle Province. Diciamo dal 2005 è passato parecchio tempo, è passata acqua sotto i ponti, come si suol dire, e l'iniziativa urbanistica della regione è approdata al piano di governo del territorio, il PGT, che è stato approvato nel 2013, appunto superando l'impostazione del vecchio PURG, del piano urbanistico regionale generale del 78, che qui vedete rappresentato come ambiti e parchi, gli ambiti di tutela e i parchi, no? che si prefiggeva. Questo, diciamo, il dibattito che era seguito più di 10 anni fa, appunto il nocciolo stava sul problema della pianificazione a livello territoriale intermedio, no? Perché? Perché il PURG del 78 intendeva promuovere tutte le attività dei piani subordinati grazie ai piani comprensoriali e zonali, no? Questi piani che adesso vedete in questa diapositiva, diciamo che la normativa a livello nazionale, cioè la nazionale per la regione statuto ordinario delegava alle province le competenze d'area vasta, no? E che poi la legge 52 del 91 proponeva con l'attivazione dei piani territoriali provinciali, con un compito di indirizzo decisivo per il coordinamento dei piani comunali e la gestione del territorio provinciale. Però c'è stata una difficoltosa gestione, no, della scala intermedia, sostanzialmente, perché molte province hanno provato anche di dotarsi successivamente di piani, di linee guida, di piani provinciali, come la provincia di Pordenone e Gorizia, però sono state lasciate senza supporto normativo e quindi di fatto la pianificazione d'area vasta ha avuto un attimino, è stato il momento di crisi, ecco, del PURG. Questo è come è stato recepito a macchia di leopardo dagli strumenti dei comuni, eccetera, dei vari livelli comprensoriali, eccetera, il disegno dei parchi e degli ambiti di tutela del PURG. Adesso la recente riforma dello statuto regionale ha soppresso appunto le province e poi ha portato alla costituzione di 18 unioni territoriali che geograficamente avrebbero il compito di gestire le funzioni amministrative in forma coordinata, no? Questa riforma comporterà appunto la riorganizzazione dei servizi, le strutture e personale dei comuni per poter poi affrontare le attività prefissate, ma noi, cioè, sicuramente ci saranno dei problemi poi nell'individuazione dei perimetri, delle competenze. Questo è un articolo del Piccolo di ieri, dove per esempio
il nodo UTI a Grado, Grado chiede di uscire dall'UTI di Monfalcone per andare in quella di Aquileia, dove si sentono più vicini per via di una serie di accomunanze in materia di patrimonio storico e culturale, insomma. Quindi questo sarà un nodo non poco, cioè rischiamo di cadere di nuovo nella solita visione, no? Che abbiamo nella storia, ecco, che ci ha preceduto. Anche il codice del paesaggio delegava alla pianificazione, delegava una serie di competenze nell'ambito della pianificazione paesaggistica anche a livello provinciale. Per quanto riguarda, per tornare al discorso del piano urbanistico del 78, diciamo che sono stati non solo il livello intermedio ha frenato diciamo, l'attuazione del PURG, però c'è stata anche l'applicazione e il difficoltoso recepimento della legge Galasso che ha incominciato a lavorare con invarianti di rilevanza ambientale, cioè le fasce fluviali, le costiere, le aree boschive, cioè quelli che adesso noi chiamiamo comunemente i corridoi biologici, insomma. Allora, quindi abbiamo avuto sto cercando di fare un attimino un riassunto per capire appunto come siamo arrivati. Abbiamo avuto tutta una serie di decenni di pianificazione con piani territoriali regionali generali che abbiamo visto tre bozze nel 96, nel 97, nel 98 e poi il piano territoriale regionale strategico del 2002. Abbiamo avuto molte cause di questi affondamenti delle proposte di revisione del PURG sono imputabili al recepimento appunto della materia di tutela paesaggistica e ambientale che adesso nel PGT si ripropone, no? In quanto è stato predisposto questo strumento, però è vuoto dal punto di vista dei contenuti paesaggistici e questa giunta si ripropone di predisporlo, insomma, questo piano paesaggistico. Questa situazione di stallo ha creato poi una spaccatura, diciamo, fra le due correnti di pensiero, perché nel momento in cui c'era questo vuoto abbiamo avuto da un lato gli urbanisti e gli architetti e dall'altro i naturalisti che promuovevano la concretizzazione di aree naturali tramite l'applicazione della normativa a carattere nazionale, che poi derivava insomma da normativa anche europea, la 394, che poi abbiamo avuto con la legge che stiamo celebrando oggi, la 42 del 96. No? Quindi c'è stato questo punto di partenza per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale come bene fondamentale primario, non riproducibile e da garantire alle generazioni future. Poi insomma altre normative si sono susseguite, la rete Natura 2000 che nel resto d'Europa tutela più o meno il 20% del territorio e poi abbiamo avuto anche la questione delle difficoltà che si accennavano già prima sulla questione dei finanziamenti, che molto spesso questi finanziamenti venivano gestiti a livello con criteri burocratici e centralistici, no? Per cui man mano non arrivavano i soldi e pian piano si sviliva, no? Tutta la materia. Comunque, un'ulteriore criticità questa era la bozza del piano paesaggistico, dei contenuti paesaggistici nel piano territoriale regionale generale del 97, quella che poi è decaduta, e questi erano gli altri contenuti. Altri contenuti arrivano appunto anche dalla rete delle ZPS, della rete delle IBA proposte dalla LIPU e poi
E poi abbiamo tutte le aree di reperimento, le aree di rilevante interesse ambientale e le aree di rilevante interesse ambientale proposte dai comuni. Questa era una carta dove erano i vecchi parchi del PURG che in qualche modo la 42 aveva cercato di riprenderle sotto altre forme. Ecco, questi due filoni sostanzialmente che abbiamo detto che si sono contrapposti, più o meno riprendevano un po' uno il filone estetico-umanistico che si ispirava appunto a tutto il concetto di Ruskin che inizia a coniare appunto il concetto di paesaggio quale volto amato della patria, o Croce che parla di paesaggio, il paesaggio è la rappresentazione materiale e visibile della patria, no? Quindi c'è un concetto molto patriottico, no? Che poi approdano sulle varie normative, no? C'è la legge Bottai, la legge Croce, poi il discorso dell'articolo 9 della Costituzione, no? Che tutela i beni paesaggistici. Quello che mi premeva era il fatto che poi invece le innovazioni arrivano appunto da prima questa legge sui parchi e poi arriva la Convenzione Europea del Paesaggio che di fatto mette allo stesso livello sia il patrimonio naturale che la parte storica, no? Quindi non c'è più una visione percettiva del territorio, ma incomincia ad esserci una visione sistemica. Sì. Volevo dire ancora due cose. Volevo dire, in mezzo si innesta tutta la tematica del consumo di suolo, che insomma basta che prendete qualche testo d'urbanistica e poi anche del professor Salvatore Settis che ne ha parlato tantissimo nei suoi libri di paesaggio, costituzione e cemento, per poi capire che attraverso le analisi del Moland, che era uno studio che ha fatto Monitoring Land Use Cover Dynamic, riguardante le macrotrasformazioni insediative del consumo del territorio del Friuli Venezia Giulia del 2000, abbiamo uno sprawl, dove si vede lo sprawl, la differenza fra il grosso consumo di suolo rispetto al numero di abitanti, no? Quindi c'è un grosso consumo di suolo che il professor Poldini a fronte dice che a fronte di una previsione nel 2070 l'umanità sarà, il 70% dell'umanità sarà concentrato nelle aree urbane, no? È ritenuto appunto, e si ritiene che fin d'ora bisogna pianificare gli interventi volti a lavorare su questi piccoli ambiti, vedete questi ambiti verdi di biodiversità, questi elementi conglobati nell'urbanizzazione degli interventi, di elementi di biodiversità. E questo è il concetto di porosità biologica. Questi elementi di naturalità interclusi nel tessuto urbano appunto sono anche l'interfaccia fra città e campagna. A questo punto l'associazione ha riflettuto su questi temi e, essendo l'associazione di Monfalcone, avendo, diciamo, tra virgolette, l'opportunità di vivere in una fascia costiera con tutta una serie di insediamenti industriali, ha fatto un'analisi del caso concreti di questi per esempio erano i boschetti dell'inventario forestale regionale dei boschi di pianura. Però insomma il patrimonio che si trova davanti della Cassa di Colmata dell'Isar, per esempio, è questo. Allora ha cercato di rilanciare l'area della fascia costiera per capire quali erano
le valenze ambientali tutelate e non tutelate da varie norme ambientali regionali, nazionali e europee degli ultimi 20 anni, che hanno, grazie a queste, hanno salvaguardato anche questo patrimonio. E abbiamo costruito questa mappa acquerellata dove abbiamo inserito diciamo, queste aree con una serie di punti che sul retro trova la descrizione che vanno appunto cioè non è che ci siamo limitati solo alla provincia di Gorizia, sono partiti dal bosco della Cernizza per arrivare fino come abbiamo visto, per arrivare fino alla spiaggia di Marina Giulia. È interessante il fatto che abbiamo fatto delle gite, fatto educazione ambientale con le scuole, abbiamo fatto una serie di pulizie nell'area, abbiamo raccolto i rifiuti, abbiamo trovato anche l'amianto tra l'altro, l'abbiamo denunciato sul giornale, abbiamo fatto delle gite, abbiamo fatto una serie di iniziative per valorizzare assieme alla questione dei tumori, abbiamo portato l'esempio delle aree umide costiere monfalconese con lo stile di vita, no? Affinché la gente le riscoprisse. Qui è il professor Pollini che spiega un po' gli habitat che sono presenti in loco e ci siamo concentrati anche perché sappiamo che Monfalcone è il quinto comune del Friuli Venezia Giulia per specie osservate dal 2010, sono 252 da ornito.it, che nel quadrante corrispondente anche al lago di Doberdò ci sono un totale di 275 specie osservate. E ricordiamo che in Italia ce ne sono 526, mentre nel Friuli Venezia Giulia, nell'intero Friuli, sono 383. La Cona e la Cavanata è 12°. Quindi abbiamo anche questa responsabilità di cercare di valorizzare quest'area per quello che ci è stato dato come mission. Io volevo concludere dicendo due cose, dicendo intanto che abbiamo appreso ultimamente dalla Giunta che con delibera di Giunta la normativa è stata predisposta la normativa è stato istituito diciamo, il Parco Comunale del Carso delle Colline Monfalconesi che erano attualmente sempre ai sensi della normativa la 4296 e che finalmente abbiamo una forma di tutela che regola quest'area, che fino adesso era stata, diciamo, era priva di tutela. E speriamo che grazie a questa istituzione del Parco del Carso, del Parco Comunale del Carso, che comunque darà continuità a tutto questo quadrante, l'amministrazione lavori affinché non ci siano solo percorsi pedonali ciclabili, parcheggi, panchine, ma invece ci sia anche una visione ecologica, cioè vengano fatti degli interventi per la riqualificazione dei boschi carsici, per il contrasto alle piante aliene, per il mantenimento della landa carsica che pian piano si sta incespugliendo, dei prati umidi, la manutenzione dei laghi carsici, che abbiamo il lago di Pietrarossa. E poi per quanto riguarda, volevo concludere dicendo intanto grazie ai movimenti ambientalisti, perché grazie alle associazioni c'è stata questa promozione in tutti questi anni dell'informazione che praticamente hanno affermato la coscienza e hanno cercato di diffondere questa coscienza sul patrimonio naturalistico, cercando di ragionare appunto sul fatto che questi sono giacimenti naturalistici. Io spesso dico che sono i nostri gioielli di famiglia, insomma. E per quanto riguarda l'auspicio futuro, dico che la Regione Friuli Venezia Giulia allo stato attuale vede censiti 250 habitat
e che il piano paesaggistico dovrebbe appunto rilanciare la 4296, quindi sollecito questo, e appunto dandosi una rete ecologica del territorio, offrendo anche la tutela a molti ambiti che sono rimasti esclusi, per esempio il cannetto dell'Isar, per tornare al nostro caso, e soprattutto disegnando quei corridoi che il PUR del 78 aveva immaginato, però non avevano mai trovato attuazione. Grazie. Grazie all'architetto Barban per questa ricca relazione.